Ho parlato oggi delle 2V e delle 2O, 2V Vaia Vajont, le 2O Olimpiadi 56-2026. Ecco, questa è una provincia che non può più vivere o sopravvivere alle disgrazie o ai grandi eventi. 2V e 2O. La Fondo di Loren Berton arriva all'apertura del convegno Grandi Eventi e Sviluppo Nord-Est organizzato da Confindustria Belluno Dolomiti per ragionare sulle prospettive infrastrutturali inesistenti al momento in montagna. Senza infrastrutture materiali e immateriali la montagna rischia di morire, afferma Berton, che rilancia la necessità di uno sbocco a nord, che chiede alle istituzioni di prendersi cura del territorio sempre, non solo nell'emergenza e nell'eccezionalità. Abbiamo bisogno di più, di investire nella quotidianità, perché se così fosse stato a caso non avremmo bisogno degli eventi. Ben vengano, ma sarebbero un più, non una necessità. Di lavorare con serietà e senso delle necessità parla anche il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, cui non sono andate giù per niente le affermazioni della ministra Daniela Santanchè sull'opportunità di riaprire l'aeroporto di Fiames a Cortina. Tantissimo, perché è fatta da estemporanea, probabilmente un giorno ci verrà, ma ci vogliono delle priorità e oggi secondo me non è la prima priorità. E le priorità per la montagna bellunese sono le infrastrutture viarie. Le Olimpiadi sono un'opportunità, ma il tempo scorre, i giochi sono un mezzo e non un fine, incalza Loren Berton. Le risponde Elisabetta Pellegrini, responsabile della struttura tecnica di missione governativa. La prospettiva è che sicuramente quelle che erano programmate per il 21 saranno completate, perché quelle sono già andate in gara e quindi adesso aspettiamo l'aggiudicazione. Sono le 3 varianti di Tai, San Vito e Valle. Per le varianti di Longarone e Cortina i tempi andranno oltre le Olimpiadi. Pellegrini ha parlato del 2028 e ha invitato tutti a seguire l'avanzamento dei lavori consultando il sito simico.it, che elenca opere da attuare, indifferibili e essenziali. Attenzione anche alla mobilità ferroviaria. Quando vado a Roma faccio sempre un passaggio da Rete Ferroviaria Italiana per sollecitare affinché, ma non solo il bellunese, cioè tutta l'infrastruttura ferroviaria deve essere mantenuta e sottoposta alle corrette manutenzioni. Io confido insomma che anche su questo riusciremo ad alzare un po' l'attenzione.